Sì, eccoci, buongiorno, mi trovo in Piazza Libertà a Udine. Ieri qui si è tenuta proprio l'inaugurazione della 29esima edizione di Friuli Doc e anche in questa edizione è presente l'Arlef, l'agenzia regionale per lingue furlane. Con me c'è il direttore William Cisilino, insomma ormai è un appuntamento consueto, la vostra presenza qui a Friuli Doc. Sì, sono più di 10 anni e siamo sempre lieti di essere presenti, di collaborare col Comune di Udine che ci offre la sua ospitalità e anche con Promoturismo FVG che ci mette a disposizione gli spazi per le nostre iniziative. E infatti ci si terranno domenica in Piazza San Giacomo, No. no dove? In che piazza? Nella piazza Primo Maggio. Piazza Primo Maggio si terranno dei laboratori in Sì. particolare, di quali si tratta? Sì, in piazza Primo Maggio presso lo stand di Promoturismo FVG si terranno due appuntamenti, uno per i bambini alle 14:30 domenica. Ci sarà la conduttrice del programma TV di Telefriuli che viene fatto in collaborazione con la nostra agenzia Maman, e Daria farà dei laboratori con dei giochi per far divertire i bambini e approfitterà anche del leitmotiv del Friuli Doc, no? Che è l'enogastronomia, e cercherà appunto di spiegare ai piccoli quali sono i prodotti enogastronomici proprio dedicati a loro e che sono diciamo così marcatamente friulani. E com'è l'approccio dei bambini al friulano? Ma diciamo è un approccio sempre molto efficace perché noi giriamo un po' tutto il Friuli con Daria Miani e vediamo che tutte le iniziative che vengono svolte hanno sempre una grande partecipazione di bambini e di genitori. Chiaramente i genitori li accompagnano sempre, si divertono molto è difficile quando si deve dire boh, adesso dobbiamo finire, no? Perché chiudono, perché bisogna passare ad altro. E proprio per avvicinare ancora di più i giovani siete presenti nei social, TikTok, Yupaltubo, quindi YouTube, e anche lì domenica saranno presenti i protagonisti di Yupaltubo. Sì, sempre nello stand di Promoturismo FVG in piazza Primo Maggio, domenica alle 16. Diciamo così, protagonisti di Yupaltubo saranno lì presenti, quindi le migliaia di persone che sono iscritte al canale potranno conoscerli e potranno interagire con loro in modo divertente. E ci sarà anche Greta Fabbro, che è la TikToker del canale in friulano Tic Tac Furlan, e anche lei, diciamo così, creerà dei momenti simpatici per poter approfondire anche questa attività che viene svolta, che ha un larghissimo seguito perché parliamo di oltre 15.000 iscritti, milioni di visualizzazioni, insomma è stato un bel successo sia Yupaltubo sia TikTok in lingue furlane. Questo significa che davvero è il collegamento migliore per agganciare, diciamo, i giovani. Beh, oggi come oggi non c'è altra via. Fra l'altro ricordo che tutti gli episodi di Yupaltubo sono presenti non solo su YouTube, andando sul canale Yupaltubo, ma sono presenti anche nell'offerta on demand di Telefriuli, quindi chi ha la Smart TV può andare nell'offerta on demand e trovare tutti gli episodi di Yupaltubo. Grazie a William Cisilino, buon Friuli Doc. Noi adesso raggiungiamo un po' di prologo perché vogliamo presentare un po' di piatti presenti qua. Grazie. Grazie a voi e buon divertimento a tutti.